È terminata con il risultato di 3-4 la sfida tra Merlo Calcio a 5 e Acragas Futsal. Siamo qui con Mister Gallo, lo salutiamo. Buonasera. E chiediamo subito, Mister, una partita ottima da parte della sua squadra, però vado subito dritto al sodo. C'è tanto rammarico per lei? Molto rammarico. Partita il 2-0, primo tempo quasi perfetto. Abbiamo preparato la partita così perché sapevamo come giocavano. Poi degli errori nostri che li abbiamo messi in partita. Peccato perché questi 3 punti per noi erano manna dal cielo, perché contro una squadra che deve vincere il campionato, che lotterà per i playoff, sono dei punti che lasciasse dei punti che servivano. La prestazione, il risultato non rispecchia la gara. Non dico che dobbiamo vincere, ma un pareggio magari ci va un po' stretto, perché loro ci hanno pure creduto, hanno anche fatto tante cose, però noi sul 2-0 potevamo chiudere la gara. La prima frazione è terminata con il risultato di 2-0, poi blackout nel secondo tempo, soprattutto nei primissimi minuti. Cos'è successo, mister? È successo che siamo ancora un cantiere aperto. Ragazzi che hanno firmato settimana scorsa, qualcuno che ha colto di preparazione, e quando innesti sempre ragazzi in squadra la preparazione sempre viene a mancare, perciò poi magari mentalmente abbiamo un po' mollato. Vabbè, poi il calcio è questo, sia grandi che piccoli, i blackout ci sono in tutte le squadre. Adesso invece un giudizio su Miguel Condori, perché quando lui è in campo la Merlo sembra che abbia una marcia in più. Sì, no, Michele come al solito cresce sempre giornata dopo giornata, anche se in settimana non ha lavorato tanto perché per un problema all'adduttore, perciò l'abbiamo un pochettino risparmiato negli allenamenti, però poi in campo si sente. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima gara di campionato contro il Figarazzi e uno scontro diretto. Ecco perché si diano questi 3 punti, perché questi 3 punti vai a Figarazzi con un po' di tranquillità in più, perché lì in quel campo con Figarazzi sono sempre delle belle guerre calcistiche e niente, ce la giochiamo contro una diretta come noi che deve salvarsi.